il perché, il per come, perché è successo, perché forse quella volta o l'altra, no? E così vai in ricerca delle cose che la risposta non sarà. È il momento delle domande per Sergio Ongaro, il papà di Edi, il 46enne morto in Ucraina nella regione del Donbass, dove dal 2015 si era unito alle forze separatiste filorusse. Sergio, fuori dalla casa di famiglia, a Giussago di Portogruaro, racconta di quel figlio che non c'è più e di un rapporto interrotto proprio a causa delle scelte di vita di Edi. Il giovane uomo mai aveva detto ai suoi cari cosa facesse realmente nel Donbass. Vedo che andava verso in Ucraina, però non mi ha detto dove che. Però sapevo che la tendenza era quella di andare a fare qualcosa, insomma, ecco, per qualcuno, per gli ideali buoni, cattivi, cose, non lo so, perché quando dopo si va a sparare non sono più ideali buoni, no? Non lo sentiva da 8 anni, Cioè, che c'è un po' di rimorso. quello quello c'è senz'altro, perché eh, le decisioni dei figli può essere una causa anche dei genitori o no. Io non è che non l'ho perdonato, non la provavo, insomma, ecco. Però lui ha fatto la sua scelta. E scelta è la parola più ricorrente tra chi conosceva e voleva bene a Edi. Anche con il fratello Mirko i rapporti erano ormai inesistenti. Non ho accettato quell'atto lì di andare via e andare in quel posto là. Dopo purtroppo ognuno fa le sue scelte e non è, insomma, lui ha deciso così e rispettiamo la sua decisione, però io 8 anni e mio padre uguale. La notizia della morte è stata comunicata dall'amico di famiglia Massimo Pin, sempre rimasto in contatto con Edi, alla cognata Raffaella, titolare di un'attività a San Michele al Tagliamento. Presa io e sinceramente per me è stato uno shock perché sì, si sapeva dove era, ma non ti aspetti mai queste notizie purtroppo. Vivi nella speranza che tutto vada bene. Adesso l'unico obiettivo della famiglia è portare almeno le ceneri a casa e farlo riposare accanto alla madre. Dove sua mamma, la cosa salta di Portogruaro. Adesso naturalmente manca, ma non ci posso fare niente. Quello che spererei che qualcuno ce lo mandi qua, che ce lo mandi a casa, almeno a portare un fiore.